il 1 febbraio. Buongiorno Sicilia, Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Dobbiamo abituarci, febbraio, non più gennaio. Allora vedremo come si può studiare l'Etna per prepararsi ad andare su Venere, e poi ancora ripercorreremo i momenti salienti della vita di Sant'Agata in preparazione naturalmente della festa, e ancora, dopo che Sinner ha detto non uso i social, non ci credo, non dicono la verità, vedremo a che punto è la dipendenza dei nostri giovani da internet. Ma prima di tutto cominciamo con le notizie regionali. È stato chiuso l'accordo per le nomine dei manager della sanità siciliana, però alla regione c'è area di crisi per il governo Schifani. Fratelli d'Italia infatti ha disertato la riunione di giunta. Vediamo. Dopo lunghe trattative è arrivata la nomina dei 15 manager della sanità. Si tratta dei direttori generali di ASP e ospedali per i prossimi 3 anni. Rispetto all'accordo raggiunto martedì, non senza qualche mal di pancia, 2 pedine si spostano al fotofinish. Giuseppe Capodieci va all'ASP di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra da Siracusa si sposta a Caltanissetta, Giuseppe Laganga Senzio guiderà l'ASP di Catania. Mario Carmelo Zappia da Agrigento si trasferisce ad Enna, Giuseppe Ciucci guiderà invece l'ASP di Messina. Daniela Faraoni resta a Palermo, Giuseppe Drago va a Ragusa, Alessandro Caltagirone all'ASP di Siracusa, Ferdinando Croce, ex capo di gabinetto di Ruggero Razza, all'ASP di Trapani. E veniamo agli ospedali. Walter Messina nominato al civico di Palermo, Roberto Colletti all'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia del capoluogo regionale. A Catania Giuseppe Giammanco al Garibaldi, Salvatore Emanuele Giuffrida al Cannizzaro, Catena Di Blasi al Papardo di Messina e Maurizio Letterio Lanza al Bonino Puleio di Messina. Per quanto riguarda gli ospedali universitari, a Catania ha confermato Gaetano Sirna, Maria Grazia Furneri è il direttore generale del Policlinico di Palermo, mentre Giorgio Giulio Santonocito al Policlinico di Messina. Alla regione c'è però aria di crisi. Fratelli d'Italia, dopo la bocciatura in aula, con il voto contrario di 10 franchi tiratori della norma salva ineleggibili, non ha partecipato alla riunione di giunta che ha dato il via libera proprio alla nomina dei manager della sanità. Cresce l'attesa a Catania, lo dicevamo, per la festa di Sant'Agata. Sono state smentite le voci di una città blindata, sarà invece garantita la sicurezza di devoti e turisti. Ne parleremo tra poco alle 9 con un ospite. Vi ricordiamo che dalla mattina di venerdì 3 inizierà la maratona di dirette a rete unificate su Antenna Sicilia e Telecolor. Vediamo. In Piazza Duomo a Catania è quasi pronto il palco della sera del 3. Non sarà una festa di Sant'Agata blindata come alcuni temono. La parola d'ordine è sicurezza. Le misure adottate saranno comunicate attraverso i siti del Comune e del Comitato Agatino. La parola d'ordine è accoglienza, afferma il parroco della cattedrale. La festa di Sant'Agata è una festa di accoglienza e la città non è blindata, ma la città si prepara ad accogliere fedeli, devoti, ospiti che vengono dalla Sicilia, che vengono dall'Italia, che vengono da altre parti del mondo, e si preoccupa che tutti insieme guardiamo a Sant'Agata con gioia. Nulla di nuovo per gli ingressi in cattedrale. 3.000 persone potranno accedervi per la Messa delle Aurore, 2.500 per il Pontificale. La mattina del 3 febbraio, per la processione dell'offerta della cera, sulla carrozza del Senato il sindaco trantino ha ceduto il suo posto ai 3 ragazzini che hanno vinto il concorso come Immagino la Catania del futuro. Il primo cittadino motiva così la sua scelta. Desidero che la città si avvicini alle istituzioni, ma soprattutto che le istituzioni si avvicinino alla città. Una festa che vuol dare spazio ai giovani. Così la sera del 3 per la prima volta vedrà protagonisti l'orchestra giovanile del Conservatorio Vincenzo Bellini e il coro lirico siciliano. Dopo quasi 140 anni alcuni brani finalmente saranno ridonati alla città di Catania. Mi riferisco alla cantata di Frontini in 3 tempi, preghiera, largo e cabaletta, che ha una particolare valenza perché fu proprio scritta quando ci fu il miracolo del blocco della lava. Diversi gli artisti siciliani che si alterneranno poi sul palco. La serata si concluderà con i rituali fuochi pirotecnici. Una festa da vivere live anche in TV. La maratona di dirette a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor inizierà sabato 3 mattina per concludersi il 6 con il rientro in cattedrale di Sant'Agata. Tutte le fasi della festa saranno anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it.
Già sin d'ora alle 9, fra poco, quindi anticiperemo alcuni momenti della festa di Sant'Agata con la professoressa Stella D'Oro, che sarà nostra ospite in studio. Angelo, a te la parola. Grazie Michele, allora cominciamo subito la nostra rassegna stamattina con le notizie che arrivano dalla nostra regione. Partiamo con la Sicilia di Catania e vedete il titolo di oggi: Governo Schifani, prima vera crisi. I franchi tiratori del centrodestra bocciano la salva ineleggibili che è voluta da Fratelli d'Italia, che in serata ha minacciato il ritiro degli assessori. E crisi al governo in Sicilia. Fratelli d'Italia è sulle barricate dopo la bocciatura all'Ars grazie ai franchi tiratori del centrodestra, Lega, DC in prima fila nella norma salva ineleggibili. Il disegno di legge sul quale Schifani si era impegnato con i vertici nazionali meloniani è stata cassata nonostante la presenza in aula del governatore. Quindi insomma c'è davvero grande tensione in questo momento nella politica siciliana, che ieri comunque ha nonostante tutte queste tensioni ha dato il via libera ai manager della sanità, senza però gli assessori di Fratelli d'Italia, Lanza e Sant'Onofrio, ripescati a Messina. E adesso vediamo invece la fotonotizia di questa mattina: scatenata, questo è il titolo scelto dalla Sicilia, in attesa della sentenza dei giudici ungheresi su Ilaria Salis, scontro tra Salvini e gli alleati sulla fedina penale della ragazza. E ancora restiamo sul quotidiano La Sicilia, trattori selvaggi, la protesta si allarga, oggi gli agricoltori all'Europarlamento. E poi c'è un allarme siccità lanciato dall'assessore San Martino, chiederò a Schifani lo stato di calamità. Questa è la prima pagina, ma adesso andiamo a vedere e approfondire qualche tema che abbiamo già visto. Vedete, affonda la legge salva ineleggibili, Fratelli d'Italia minaccia di ritirare gli assessori. Crisi di governo alla regione, con il voto segreto i franchi tiratori del centrodestra, 9 o forse più, hanno bocciato all'Ars il DDL sanatoria dei seggi. Schifani sotto assedio, l'ira dei big meloniani. Questa è la situazione piuttosto incandescente. E poi c'è la sanità, pronostici rispettati per quanto riguarda le nomine, manager via in giunta senza assessori meloniani, big etnei ripescati a Messina, Sant'Onofrio al Policlinico, Lanza al Bonino Puleio. Queste sono le foto di tutti, diciamo, i vertici, le persone nominate, i manager nominati. E poi una notizia di cui ieri ci siamo anche occupati nel corso dei nostri telegiornali: siamo qui, siamo in tre, grazie miele ancora con gli affidatari. Ci sono altri guai giudiziari per la madre biologica, mentre il Tribunale dei minori rinvia la riconsegna del bimbo alla madre biologica. Questa è la situazione. Poi una notizia che riguarda un po' tutti i contribuenti che hanno la necessità di mettersi in regola con il bollo auto. Da lunedì via in Sicilia il pagamento con lo sconto del 10%. A breve si potrà versare in banca con ulteriore sgravio stracciabollo fino al mese di luglio, quindi c'è la possibilità di potersi mettere in regola per chi ha qualche arretrato nei pagamenti. Siamo adesso sulla pagina dedicata alla città e alla provincia di Catania della Sicilia, l'apertura dedicata a Sant'Agata, tradizione in sicurezza, presentata in municipio l'edizione 2024, focus su giovani, legalità e rispetto delle regole. Tra le novità, una sorpresa high-tech caratterizzerà i tanto attesi fuochi della Sera del 3 in Piazza Duomo. E cosa sarà la sorpresa high-tech? È una sorpresa e quindi non si può rivelare in anticipo. Poi ancora udienza preliminare, scandalo sanità, ultima al ring, ora si attende la sentenza del GUP, l'ultimo ciak prima della sentenza, anzi della doppia sentenza. Il GUP Carlo Umberto Cannella infatti il 27 febbraio dovrà ritirarsi in Camera di Consiglio per decidere se rinviare a giudizio i colletti bianchi coinvolti nell'inchiesta che la scorsa primavera ha scosso la sanità e la politica allo stesso tempo, se condannare gli imputati del rito abbreviato. Insomma, si avvicina dunque
questa decisione. Lasciamo il quotidiano della Sicilia, siamo al Giornale di Sicilia e vedete il titolo è dedicato a quella che è la crisi profonda della regione, la faida che spacca la regione, il titolo senza mezzi termini, all'Ars impallinata dal voto segreto la norma salva ineleggibili fortemente voluta da Fratelli d'Italia e in giunta la nomina dei manager della sanità passa senza gli assessori meloniani. Lega e DC rompono il fronte del centrodestra, a rischio ora anche la riforma delle province, Schifani prova a mediare, ma la crisi è ormai alle porte. E poi ecco la mappa di chi sarà alla guida di ASP e ospedali in Sicilia, la lista dei 18, così viene chiamata dal Giornale di Sicilia. Bollo, sconti da lunedì per chi è in regola, la scadenza slitta al 29 febbraio per chi ha pagato, può chiedere adesso il rimborso. La vicenda del caro voli di cui abbiamo parlato ieri, caro voli a Pasqua, si studiano altri aiuti per chi deve viaggiare. E poi vedete fotonotizia, Giuseppe Tomasi riposa a San Domenico e stimolati i resti dello scrittore al cimitero dei Cappuccini. Nel Pantheon dei siciliani illustri ospitano pure l'autore del Gattopardo, il sepolcro completato a breve sarà a pochi metri dalla tomba di Falcone. Lasciamo il Giornale di Sicilia, adesso invece apriamo la pagina di Palermo, edizione di Palermo di Repubblica, un'isola senza più acqua, questo è il focus di stamattina, invasi e scorte ai minimi, chiesto lo stato di calamità. Agricoltura in ginocchio, questa è la fotografia davvero impietosa. E poi la politica, la caporetto del centrodestra, Fratelli d'Italia apre la crisi alla regione, l'Ars boccia il DDL salva ineleggibili, i meloniani disertano la giunta e attaccano Schifani, quindi c'è davvero tensione. Quindi pre-crisi, diciamo. Pre-crisi, si sta cercando in queste ore, evidentemente bisognerà trovare una mediazione, se vinceranno i falchi non ci sarà nulla da fare, vinceranno le colombe, come si dice in politica, poi alla fine forse si riuscirà a risolvere la questione, ma è davvero ingarbugliata. Dall'operaio al pensionato, gli insospettabili corrieri della droga. E leggiamo qualcosa in più, l'ultimo che hanno fermato in autostrada la settimana scorsa lavorava come commesso in un mini market, ma da qualche tempo era rimasto disoccupato. Un altro era studente, un altro ancora risultava ufficialmente pensionato. C'era poi il rappresentante di prodotti per la casa, l'operaio, il pizzaiolo. Sono tutti insospettabili 20 corrieri della droga arrestati nell'ultimo anno dai finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo. Anche un ex cittadino modello nella loro vita non avevano preso neanche una multa. Queste sono le nuove frontiere per quanto riguarda, diciamo, il traffico di sostanze stupefacenti. Ma adesso vediamo di capire qualcosa in più, di approfondire le vicende politiche. Regione nella tempesta, scrive Repubblica, rissa nel centrodestra, nominati i manager, ma Fratelli d'Italia rompe, è crisi. L'Ars boccia uno a scrutinio segreto, il disegno di legge salva ineleggibili, i meloniani disertano la giunta, attaccano Schifani, doveva rinviare. Questo è dunque il punto di Fratelli d'Italia. Almeno 9 franchi tiratori dopo il voto, Galvagno riunisce i suoi e insieme scelgono la linea dura. Insomma, è davvero difficile la soluzione, almeno così sembrerebbe difficile. Poi, sempre per restare alla regione, scandalo Parentopoli, annullato il concorso per i forestali, certificato il conflitto di interessi nella prova vinta dal figlio dell'ex dirigente e quindi il concorso bisognerà che venga rifatto. E poi ancora c'è una storia, mio figlio come Ilaria, detenuto in Romania nel carcere Inferno. C'è una storia, è una mamma, Ornella Matraxia, madre di Filippo Mosca, da 10 mesi in cella, si appella alla Farnesina perché suo figlio deve scontare una pena in Italia. Filippo Mosca, nisseno, condannato per droga, è recluso con altri 2 italiani, celle piene di topi, scrive, dice ancora la signora. E poi
abbiamo già parlato di quella che è la crisi, davvero la siccità nella nostra regione, invasi ai minimi, scorte in riserva, la siccità colpisce campagne e città. L'assessore all'agricoltura San Martino ha chiesto al presidente Schifani lo stato di calamità per quanto riguarda per l'appunto la nostra regione. Lasciamo adesso la Repubblica, edizione di Palermo, siamo alla Gazzetta del Sud e vediamo la prima pagina. Subito in alto: il governo Schifani sprofonda nella crisi, la norma salva ineleggibili bocciata all'Ars, c'è l'ira di Fratelli d'Italia, sanità i manager, Ciucci all'Aspe di Messina, Di Blasi al Papardo, Lanza al vertice della Fondazione Bonino Puleio, dell'istituto Bonino Puleio, e poi Sant'Onofrio al Policlinico. Queste sono le nomine che riguardano la città di Messina, nello specifico per quanto riguarda le nomine a Messina. Ponte ed espropri, si entra nel vivo. Adesso qui la situazione si va incandescente, evidentemente le associazioni in commissione al comune servono dei correttivi. C'è la bozza del nuovo protocollo sugli indennizi per i proprietari di immobili a Messina. Ecco cosa si prevede. E poi Messina, affidati i lavori del comune, Torre Faro, ZTL e isole pedonali, così si rivoluziona quella che è la mobilità. E poi ancora, vedete, si parla di Ilaria Salis, non potrà tornare subito in Italia, la strategia per il trasferimento, la maestra prima dovrà ottenere i domiciliari a Budapest. Questa è la situazione. E prima di chiudere un paio di notizie che ci portano invece allo sport. Sulla Sicilia Lucarelli va all'assalto, mi piace avere tutti contro, mi dà stimoli. Queste sono le sue parole. Poi sui 12 innesti confermano la volontà di fare il massimo per raggiungere gli obiettivi, ma non sono garanzia di successo. Mette subito anche le mani avanti. Il portiere Jacopo Furlan torna in rosso-azzurro. Queste sono le ultime notizie per quanto riguarda il mercato. Ancora per lo sport, e visto che parliamo di mercato, stasera alle 20 si chiude la sessione invernale. Palermo e Caso, la telenovela non è finita, c'è il rush finale per l'attaccante del Frosinone, si allontana invece la pista che porta ad Antenucci dello Spezia. Valente si trasferisce alla Padova, salutato con affetto da tifosi e compagni di squadra. Il giocatore, l'oggetto dei desideri del Catania, è proprio in questa foto, del Palermo. Giuseppe Caso del Frosinone, resta un obiettivo del DS rosanero Leonardo Rinaudo, e vedremo se riuscirà nelle ultime ore di mercato a strappare il sì del giocatore del Frosinone, che ricordiamo per quanto riguarda le vicende di mercato ha proprio un direttore sportivo siciliano catanese che è per l'appunto Guido Angelozzi. Magari troveranno la quadra. Mi fermo qui. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, facciamo una breve pausa e poi i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati, allora siamo arrivati alla rassegna stampa nazionale. Buongiorno Sicilia con Angelo Gagliano. Allora, ripartiamo con i quotidiani, partiamo con la Repubblica, stavolta nazionale, che ha in prima pagina il caso di Ilaria Salis. Salvini l'ungherese, così scrive Repubblica stamattina. Meloni incontra il premier Magyar a Bruxelles, ma il leader leghista si smarca. Atti gravi, deve essere giudicata lì. Budapest, attacco orchestrato dai media di sinistra. I genitori la visitano in carcere, qui mi chiamano Giovanna d'Arco, dice lei. E poi l'Unione Europea è pronta alla resa dei conti con Orbán sullo sblocco dei fondi a Kiev, che insomma continua ad animare il dibattito politico a livello europeo. Poi fotonotizia, il museo compie 200 anni, la bellezza nascosta della National Gallery. A Londra i cantieri della National Gallery dove si restaurano i capolavori. Questa dunque è la bella questa immagine, una bellissima foto che viene messa in prima pagina da Repubblica, che lasciamo per vedere adesso la prima del Corriere della Sera. C'è l'atto d'accusa, anche qui il tema è quello di Ilaria Salis, memoriale dalla carcere, trattata come una bestia, Salvini l'attacca e scontro, Meloni vede Orbán, giudizio rapido ed espulsione in Italia, Budapest diritti garantiti,
E poi ancora sul TG La 7 la lettera di Salis, questo è quello che riporta il Corriere. L'Unione Europea sfida l'Ungheria sugli aiuti a Zelensky, si continua a parlare dunque di Orbán che in qualche modo fa una sorta di accentatore, catalizzatore dei temi non solo diciamo, tra Italia e anche l'Ungheria, ma con il resto di Europa. Lotta all'evasione anche sui social e come il terrorismo. Leggiamo stamattina. Caccia a chi non paga le tasse anche sbirciando i social, perché l'evasione è come il terrorismo, lo dice il vice ministro dell'economia Maurizio Leo di Fratelli d'Italia. E quando abbiamo diciamo, 100 miliardi di evasione, allora dobbiamo mettere l'amministrazione finanziaria in condizioni di acquisire elementi fondamentali. Sì, perché dice, se tu metti le foto solo alle Maldive, allora quelli del fisco dicono, ma come ci vai alle Maldive? Se poi dichiari molto meno. Esattamente. Quindi occhio adesso a postare film e foto qualsiasi di viaggi, lussi, abiti, eccetera, eccetera. Ricorderai certamente la vicenda del bimbo, diciamo, travolto e ucciso da un SUV, siamo a Roma, un bimbo ucciso in auto, youtuber patteggia, non va in carcere, la corsa con il SUV, pena di 4 anni e 4 mesi. 4 anni e 4 mesi la pena patteggiata da Matteo Di Pietro, lo youtuber del gruppo The Borderline che alla guida di un SUV Lamborghini uccise in un incidente stradale a Casal Palocco un bimbo di 5 anni. Però non andai in carcere. Non andare in carcere perché la pena è inferiore a quella diciamo, che viene prevista per poter andare poi in carcere alla prima condanna. Poi ancora siamo a Sassari, colpiti 3 blindati, fuoco e feriti, caccia al comando, mimetica, bombe, mitra, l'assalto alla Porta Valori, un vero e proprio assalto. Di guerra proprio. Un comando è entrato in azione e poi c'è un'altra storia, quello che riguarda il caso di Ciro Grillo, in aula il video dei presunti abusi e la vittima esce, il processo, le immagini. Alla ragazza che ha denunciato per stupro Ciro Grillo e i suoi amici e che ieri ha lasciato l'aula quando è stato proiettato il video della presunta violenza, in 4 udienze sono state fatte 1400 domande. Così il suo legale Giulia Bongiorno che ha aggiunto Silvia è fragile. Un'altra brutta storia, tutta italiana questa. Lasciamo il Corriere, siamo sulla Stampa, anche qui Salis, l'Italia chiede l'espulsione per poterla riavere dunque il nostro paese, Meloni tratta con l'Ungheria ma Salvini attacca, una come lei non può fare l'insegnante, questo è il suo diciamo, atto di accusa. Oggi a Bruxelles la Premier incontra Orbán, la lettera dalla cella, chiusa 23 ore al giorno e pieno di cimici, scrive ancora. E poi andiamo a vedere cosa succede in Medio Oriente, tra gli israeliani che si rifiutano di andare al fronte, l'odio chiama odio. La sentenza dello youtuber anche qui, se chi uccide un bimbo può evitare la galera, la riflessione della Stampa questa mattina. E poi fotonotizia, attenzione perché la troviamo questa notizia un po' su tutti i quotidiani. I social alla sbarra, questo è il titolo scelto dalla Stampa, le famiglie vittime della rete al Senato americano e Zuckerberg chiede scusa, questa è diciamo, la riflessione con questa fotonotizia. E stamattina... E ne parleremo, scusami ti interrompo, sì. Parleremo di questo e di tutti i problemi legati alla rete fra poco, con un ospite naturalmente, intorno alle 8:48, poco prima delle 9. Bene, bene. Allora, poi stamattina i quotidiani insistono molto su Sinner, il no alla vita virtuale e il sì alla casa a Monte Carlo. Su Sinner stamattina si scrive tantissimo. Lasciamo anche la Stampa, il Messaggero, il titolo di apertura, Unione Europea, mano tesa agli agricoltori, questa è l'interpretazione fatta chiaramente dal Messaggero. La protesta dei trattori arriva a Bruxelles, la Commissione apre sui limiti alle coltivazioni, Lollobrigida e Salvini, siamo con i dimostranti, spunta l'ipotesi di nuovi sconti. IRPEF, il premierato sì al governo di scorta, l'instabilità è costata 630 miliardi e poi Salis, la linea dura dell'Ungheria, arresti legittime e qui
vedete, uccise Manuel per un video libero, l'incidente a Roma, patteggiati 4 anni di pena ed è polemica su questa vicenda. E poi ancora altra brutta storia che arriva da Perugia, abusi sulla bimba, l'orco è il vicino, non devi parlare, stuprata per 3 anni, terribile anche questa notizia. Leggiamo il giornale. Tutte le accuse alla Salis, le carte ungheresi, Budapest, il blitz poteva uccidere, la Lega assaltò nostro gazebo, Meloni vede Orban. Niente Sanremo, social pericolosi, è il pensiero di Yannick Sinner. Poi parla Pier Silvio Berlusconi, promossi Tajani ed il governo. Queste sono le sue considerazioni evidentemente sulla politica, anche se conferma di voler restare fuori dalle vicende politiche. Sterzata sul fisco è il titolo di Avvenire, annunciate nuove regole sulla riscossione, valutato anche il tenore di vita sui social. A fine 2023 occupazione a livelli record, ma gli stipendi crescono meno dell'inflazione. Il vice ministro Leo, l'evasione come il terrorismo. E ancora, fotonotizia, vedete questa foto, a Gaza manca tutto, non c'è rimasto nulla nella scuola di Suor Nabila. I trattori poi non si fermano, Bruxelles rinvia la riforma. Anche su Avvenire, caso Salis, Meloni media con l'Ungheria, l'affondo di Salvini. Il tema, diciamo, è sempre quello. Siamo sul Fatto Quotidiano, vediamo il titolo di questa mattina: la RAI dei partiti, fuorilegge in 5 mesi, bocciato Renzi, l'associazione delle TV europee va contro il Freedom Act. Accuse in vigilanza, Curran, TV pubblica non autonoma, serve riforma entro giugno. E poi vedete, ci sono tutti i protagonisti evidentemente legati a questa vicenda della RAI. Leggiamo dalle prime pagine dell'Unità: stavolta è pronta la melonicrazia, repubblica plebiscitaria senza più Parlamento. Questo è quello che scrive a proposito del premierato di cui si sta discutendo in questi giorni. E poi c'è Rita Bernardini, dice digiuno per i detenuti, Meloni ascoltami. Questo è l'appello lanciato alla Premier. Il Riformista, torna il cappio, è la domanda che viene posta questa mattina sul chiamato in causa Salvini, no? Esatto, è messo praticamente accanto. Poi centrodestra alla sovietica. Le riflessioni stamattina sono di Andrea Ruggeri, riformista, diretto, lo ricordiamo, da Matteo Renzi. Adesso il manifesto, la Lega vuole Ilaria Salis in catene, questo è il titolo scelto dal manifesto in apertura, però poi sotto, vedete, la notizia di cui ci siamo occupati ampiamente nei giorni scorsi e che continueremo penso a trattare, visto che la situazione è ancora in evoluzione: campagna elettorale, mette insieme una serie di temi. È un gioco di parole, la campagna. Esattamente, la protesta degli agricoltori irrompe sulle elezioni europee, l'estrema destra cavalca il malcontento, il sovranista Lollobrigida si barcamena. La Commissione Unione Europea, dopo aver smontato il Green Deal, ora concede una deroga sui terreni a riposo. Oggi manifestazione a Bruxelles. Insomma, non mancano i temi su questo fatto. E poi sempre sul tema degli agricoltori in rivolta abbiamo anche Il Tempo di Roma, agricoltori in rivolta, l'assedio di Bruxelles, trattori da tutti i paesi arrivano al Parlamento dell'Unione Europea contro le follie dei burocrati, la rabbia dei coltivatori è a rischio la sopravvivenza delle nostre campagne. Prandini di Coldiretti, siamo qui per cambiare le regole del gioco. E poi vedete ancora Sinner, stamattina è imperversa. Sinner dice no a Sanremo, Tajani lo nomina ambasciatore. E poi lui in romanesco che dice mi dispiace ma c'ho padel. E quindi non può andare perché va a fare una partitina così di padel. Diciamo padel. Che ci fermiamo qui per stamattina. Bene. Allora facciamo un'occhiata subito al tempo prima di uscire, è importantissimo, e fra poco parleremo dell'Etna che assomiglia molto a Venere, per cui studiando l'Etna studiamo Venere. State con noi, buongiorno Sicilia, a dopo.
Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia si manterrà pressoché stabile, anche se con un po' di nuvole basse tra Liguria e Toscana e qualche banco nebbioso al primo mattino sulla Val Padana, comunque in diradamento poi con l'andare del giorno. Per quanto riguarda la Sicilia avremo una situazione di stabilità, con sole protagonista, clima asciutto e temperature spesso al di sopra delle medie. Chiaramente nei valori massimi raggiungeremo anche i 14, 15, 16 gradi su buona parte delle province siciliane. Di notte al mattino il clima sarà un po' più frizzante. Per quanto riguarda poi la giornata successiva, quindi nel corso di venerdì, il contesto sarà a tratti un po' più nuvoloso sulla regione, con qualche goccia di pioggia non esclusa sul versante tirrenico, ma si tratterà veramente di poca cosa. Altrove avremo un contesto asciutto, seppur con qualche nuvola in più, e temperature sempre attorno ai 14-16 gradi nei valori diurni, mentre di notte al mattino i valori termici raggiungeranno gli 8-10 gradi con punte anche inferiori sulle zone interne. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Ma quindi cucino io Cucini oggi, tu con quello oggi. che c'è nella mia... Ah, bentornati. Questo che abbiamo visto un attimo fa era l'Etna. No, credo che fosse il pianeta Venere. Venere. Chi parla è la professoressa Isabella Pagano, che è direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In collegamento con noi ci dovrebbe essere anche Piero D'Incecco, che è ricercatore in geologia planetaria, sempre dell'INAF, però dell'Osservatorio d'Abruzzo. Buongiorno a entrambi, benvenuti. Abbiamo fatto questo giochino di pochi secondi perché in realtà si è scoperto che studiando l'Etna si può studiare anche il pianeta Venere. Ma com'è possibile, professoressa? Beh, in sostanza Venere ha un suolo roccioso e ha dei vulcani, e quindi ha anche una dimensione simile a quella della Terra. Venere è proprio quasi un gemello per quanto riguarda la sua dimensione e massa. Tuttavia Venere è coperta da nubi estremamente spesse, anche tossiche, la vita lì non ci può stare, è molto calda. Però il suolo in qualche modo ci assomiglia a quello della Terra in certe zone, e siccome in futuro andremo a studiare anche con delle sonde, ce ne sono previste tante, ma di questo vi parlerà il mio collega, ce ne sono previste tante nei prossimi anni, proprio per andare anche ad esplorare in situ Venere, è interessante raccogliere oggi delle informazioni sui vulcani terrestri da utilizzare come controparte, modelli per poi analizzare i dati che arriveranno da Venere. Come si chiama il vulcano gemello? Idun Mons? Idun Mons, sì. Idun Mons. Impariamolo sto nome che poi magari ci può servire, perché dottor D'Incecco, andremo con le sonde, ma poi ci andremo proprio con le navicelle su Venere. Io ci voglio andare, no? Buongiorno. Come stanno le cose? Partono le sonde? Quando? Come si svolge la cosa? Beh, allora, missioni umane su Venere per il momento no, però ci saranno molte missioni con appunto sonde orbitanti intorno al pianeta, sì. Per esempio ce ne sono 2 della NASA, Da Vinci e NASA Veritas, che analizzeranno rispettivamente l'atmosfera e la superficie di Venere. Da Vinci... Vabbè, non si sente molto bene il collegamento, cerchiamo di migliorarlo. Torniamo in studio con la professoressa Pagano. Quindi l'Etna diventa un laboratorio. L'Etna è un laboratorio, non è la prima volta che questo accade, perché l'Etna è stata utilizzata per sperimentare per esempio dei robot che si pensa possano atterrare allunare sulla Luna, atterrare e circondere la Terra. Li hanno provati sull'Etna, è stata anche utilizzata per studiare gli analoghi del pianeta Marte, e questa volta invece proprio grazie alla grande attenzione delle agenzie spaziali europea, americana, anche quella giapponese e anche quella indiana, di andare a studiare il pianeta Venere, l'idea è quella di cercare degli analoghi proprio per analizzare bene poi i dati che arriveranno. Lei ha citato tutti gli altri paesi, però siete stati voi a avere questa idea di
L'Italia partecipa moltissimo all'esplorazione spaziale, sia all'esplorazione del sistema solare, sia in genere allo studio dell'universo attraverso satelliti e telescopi. E non solo l'Italia, noi INAF siamo veramente molto dentro in tantissime delle missioni che sono sia in funzione in questo momento sia in fase di sviluppo. Anche Catania, cioè noi proprio qui all'Osservatorio Astrofisico di Catania ne stiamo guidando in modo con responsabilità scientifica europea, ne stiamo guidando qualcuna di queste. E come è venuta questa idea? Che uno ha detto diamo un'occhiatina a Venere, oh guarda, assomiglia all'Ettera, com'è stato? Allora, guardi, intanto è chiaro che lo studio dei pianeti nel sistema solare è sicuramente di primaria importanza, perché ci fa capire anche qual è la posizione della Terra, cioè la Terra in questo sistema ha una posizione privilegiata, sicuramente c'è la vita, ci stiamo noi, negli altri posti non l'abbiamo ancora trovata. Capire la differenza tra la Terra e gli altri pianeti ci dice tanto su come si è evoluta anche la vita sulla Terra. Inoltre da circa ormai più di 25 anni abbiamo cominciato a trovare pianeti attorno ad altre stelle, quelli che chiamiamo esopianeti. E ormai ne abbiamo classificati oltre 5.000. 5.000 pianeti? 5.000 pianeti attorno ad altre stelle. Praticamente il Sole è una stella estremamente comune. Nella galassia, poi sarà uguale nelle altre galassie, ma intanto nella nostra galassia, nella Via Lattea, ci sono miliardi di stelle come il Sole. E attorno a queste stelle, a quelle più vicine, perché noi non riusciamo a trovare i pianeti lontanissimi, in genere li troviamo vicini, ma anche se abbiamo scoperto anche qualche metodo per individuarne qualcuno molto distante, però quelli che studiamo bene sono quelli più vicini e ne abbiamo trovati più di 5.000 finora, e di alcuni di questi siamo anche già in grado di vedere la presenza di atmosfera. Vediamo per ora le atmosfere dei pianeti più caldi, più massicci rispetto alla Terra. L'atmosfera è importante perché ci potrebbe consentire un trasferimento eventuale. Il problema del trasferimento è più connesso con la tecnologia del viaggio spaziale. Questi sistemi ancora non abbiamo. No, questi sistemi sono estremamente distanti. Esatto. Però comunque, almeno dal punto di vista dello studio, a noi, cioè della conoscenza umana, mi faccia dire, non è uno studio fine a se stessa, è un'aspirazione dell'uomo fin dall'antichità a chiedersi: siamo soli nell'universo, come funziona la natura. La parola fisica significa natura. Infatti le esplorazioni anche sulla Terra sono nate con questo stesso scopo, assolutamente, andare a vedere cosa c'è oltre, e noi siamo fatti per questo. Le voglio dire, ma è vero che la Terra, come in tutto questo immensità, è l'unico che ha i vulcani attivi, o è una diceria? No, anche appunto Venere ha vulcani attivi, ma anche ecco. Andiamo attorno a Giove, per esempio, una delle 4 lune. Giove c'ha tantissime lune, ma molte le abbiamo scoperte di recente. Le 4 più importanti, più massicce, furono scoperte da Galileo, anzi è stata una delle scoperte epocali, perché Galileo fu il primo a utilizzare un telescopio per guardare l'universo, per guardarsi fuori dalla nostra atmosfera, e lui si rese conto, era nel 1600 a gennaio, aveva proprio tracciato, il libro che ha pubblicato è stupendo proprio perché ci sono anche i disegni, tracciava la posizione di questi astri che non si sapeva cosa fossero attorno a Giove, e dai movimenti regolari, perché di notte in notte cambiava la posizione, lui capì che questi astri, che poi sono delle lune, stanno ad orbitare attorno al pianeta Giove, e quel sistema Giove con queste lune fu praticamente immediatamente chiaro, era un sistema simile a quello che Copernico stava proponendo per capire il nostro sistema solare. Ecco, una di queste lune, tornando ai vulcani, si chiama Io dall'antichità, Io Giunone, i nomi mitologici, e la superficie di questa luna è praticamente una superficie estremamente calda, rocciosa e piena di vulcani. Questo perché la luna Io è molto vicina a Giove, risente dell'attrazione gravitazionale di Giove, che crea praticamente degli effetti mareali. Non ci sono liquidi, ma il magma praticamente subisce, come le maree sulla Terra quando a causa della Luna, il magma praticamente fluisce, e questo determina un vulcanesimo molto attivo. Proviamo a sentire ancora il dottor Di Cecco. C'entra anche vulcano, sottovulcano perlomeno, nelle vostre ricerche, è vero?
Sento a tratti purtroppo. Allora niente, lasciamo andare. C'entra anche Vulcano però nelle vostre ricerche, dicevo. Vulcano, l'isola, lei dice, la nostra nelle Eolie. Sicuramente laddove ci sono vulcani attivi o meno attivi, noi chiaramente siamo interessati a individuare dei riferimenti per gli studi che vengono poi da Venere. Il dottore D'Incecco in particolare nel suo programma ha intenzione non solo di utilizzare l'Etna, ma di utilizzare anche vulcani che si trovano alle Hawaii, anche vulcani in Irlanda e anche nella penisola di Kamchatka, perché hanno diciamo caratteristiche nel tipo di magma, nel tipo di roccia diverse. Quindi proprio si tratta di andare a collezionare esempi diversi che poi possono andare a costituire il confronto per farci capire meglio come sono fatti questi vulcani su Venere. Questo vediamo, è l'Etna in attività, giusto? Sì, sì. Che cosa farete esattamente, o faranno un insieme di colleghi suoi di studi sull'Etna per riferimenti a Venere? Io credo che la cosa principale è raccogliere tipi diversi di magma, perché ogni fusione di fatto produce un magma che non è identico a quello precedente. Comunque queste tipologie diverse di magma, per poi analizzare il laboratorio e ricavare dei valori, delle misure che possono essere confrontate con le misure che gli strumenti invece che da soli dovranno lavorare su Venere, quindi andranno ad esplorare facendo immagini, facendo degli spettri, non ci sarà l'uomo che prende la roccia e la porta in laboratorio, quindi avremo lì delle misure in qualche modo in situ ma remote, non di laboratorio, e queste misure dovranno essere confrontate con le misure raccolte in qualche modo diciamo in laboratorio. Noi prendiamo pezzi di Etna, andiamo a guardare le rocce, ma andiamo a guardare anche a mettere in relazione per esempio un tipo di magma con l'effusione di polveri, ceneri vulcaniche durante l'eruzione stessa, la qualità dell'atmosfera in quel momento, insomma tutti questi dati Quindi poi verranno pezzi di confrontati. Etna corrispondono a pezzi di Venere. Diciamo così. Diciamo così, un po' in grosso, come si suole dire. Beh, fantastica. E che cos'è adesso le missioni che hanno però per obiettivo Venere? Ce n'è una della NASA, Veritas, una Da Vinci, una dell'ESA, che è quella spaziale europea. Esatto, la missione dell'ESA si chiama Envision ed è in sostanza una missione che è stata approvata nel programma della Cosmic Vision, che è un programma a lungo termine, approvato intorno agli inizi degli anni, intorno al 2012 è stato diciamo creato questo programma ed è stato approvato va avanti fino al 2030 e oltre. Envision è la quarta delle missioni di classe media, sono missioni che per dire richiedono un razzo come il Soyuz che ha già lanciato diversi oggetti e che oggi non è più in funzione anche per le traversie di guerra che abbiamo. Certo. Il Soyuz si è fermato e sono diciamo satelliti del peso di circa 2 tonnellate. Il terzo di questa serie si chiama Plato, va a cercare esopianeti ed è proprio uno dei progetti che guido in particolare, ho il piacere di guidare personalmente, ed è un satellite con la bellezza di 26 telescopi a bordo che serviranno a darci la possibilità di cercare pianeti attorno ad altre stelle guardando una zona di cielo enorme, come avere un grandangolo gigantesco. Più di quello che abbiamo già mandato i telescopi che stanno... Allora, ci sono tanti tipi di telescopi, questo è più in generale per ciò che riguarda il grandangolo, cioè la capacità di guardare contemporaneamente una zona estremamente ampia. Questo non era stato mai fatto. Beh, fantastico. Buon studio dell'Etna, ovvero buon studio di Venere alla professoressa Pagano, al dottor D'Incecco. Ci spiace non averlo potuto sentire direttamente. Adesso ci fermiamo qui e fra poco altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Considerato.
Abbiamo in studio Salvatore Cacciola, che è un dirigente dell'ASP di Catania con una serie di incarichi, ma soprattutto è un sociologo che si occupa di promozione della salute. Sì. Allora, parliamo quindi della rete. Voi sapete che il 94% dei giovani italiani tra i 15 e i 17 anni usano internet, praticamente tutti, e l'82%, altrettanto tutti, lo fa tutti i giorni. Quindi questa è la situazione. I nostri ragazzi sono attaccati alla rete. Colpo di scena Sinner, che dice sono quarto al mondo, ho vinto l'ultimo slam che non vincevamo da mezzo secolo, io non uso i social, non mi piacciono, non dicono la verità, sono pericolosi. Lo dice un campione, un vincente, non lo dice uno, diciamo così, che un po' non sa, come si dice, scappato di casa. Che ne pensa? Ma ne penso bene, nel senso che è necessario che ci siano delle voci critiche nei confronti di un mondo che anche molto spesso si adatta ad una consuetudine che appiattisce tutto. Devo dire, tra l'altro, un grandissimo testimonial, perché è giovane, Vincente. simpatico, vincente, ma soprattutto capace di coniugare il suo talento con i risultati. Abbiamo visto su un quotidiano, adesso Angelo ce lo fa rivedere, la protesta delle famiglie americane per la rete negli Stati Uniti. Di che si tratta? Ci fai vedere un attimo questa cosa? Addirittura in strada sono scesi. L'abbiamo visto sulla stampa di Torino, eccolo qui. Ecco, vediamo adesso a tutto schermo, un attimo, eccolo qua. Guardi pure là sopra. Sì. Le famiglie vittime della rete al Senato americano, Zuckerberg che chiede scusa, ragazzi. Cioè rete senza fili. Perché? Di che si tratta, dottore? Si tratta di questo. Innanzitutto non abbiamo nessun intento di demonizzare nessuna cosa, quindi neanche i social. No, però poi abbiamo siamo bisogno di queste notizie, cioè che è possibile avere un atteggiamento critico. Sì, ma loro cosa vogliono queste famiglie? Che cosa lamentano? Lì il punto grosso negli Stati Uniti è la capacità di organizzarsi per chiedere dei danni rispetto all'educazione, rispetto anche ai disturbi e alla dipendenza che produce. E quindi, come dire, loro anticipano delle situazioni che ci saranno in tutto il mondo. E guarda caso c'è subito una scusa, c'è subito cercare di trovare delle soluzioni, perché le cosiddette class action poi hanno un grande costo per queste multinazionali. Come al solito gli Stati Uniti anticipano i tempi, per cui è probabile che poi anche arriveranno anche da noi. Anche le nostre associazioni, preparatevi perché tocca a voi. Sì. C'è un altro argomento di oggi che è quello dell'evasione fiscale. Dice, voi mettete sui social i vostri viaggetti, le barche, e così il fisco vi viene a beccare. Beh, quello è un altro argomento che noi ovviamente non trattiamo, però devo dire la possibilità di avere delle fonti di informazione in vario modo ha a che fare anche con come uno si rappresenta dentro i social. Esatto. Dal fatto di non mettere mai dove vai in vacanza e se esci da casa perché rischi di avere qualcuno che ti ruba anche a casa, a una eccessiva contaminazione tra il privato e il pubblico. Ecco, i social hanno totalmente messo in discussione questa linea di demarcazione molto netta tra quello che erano i miei amici con cui discutevo e crescevo e quello che è il mondo. Bisogna riordinare in qualche maniera questi aspetti. Sarà necessario. Dottore, voi vi occupate per esempio di WhatsApp, che dite che limita l'apprendimento perché la comunicazione non verbale è quasi tutta non verbale su WhatsApp, perché si scrive, sì, si fanno anche i vocali, che poi la gente manda vocali di 3 minuti, di 5 minuti, che uno non ha il tempo neanche di ascoltare. I vocali devono essere brevi, devono essere di 15 secondi. Comunque, tornando a noi, perché limita le capacità relazionali? Ma talvolta le limita o le amplifica, non solamente le limita, perché prendiamo anche l'aspetto positivo di questi strumenti. E noi possiamo comunicare in modo immediato, ed era impensabile mandare una fotografia di un problema che c'è e di poterlo anche risolvere, oppure relazionarsi con le persone. Quindi innanzitutto dobbiamo sapere che i social non sono solamente da demonizzare. WhatsApp è uno strumento utile,
poi bisogna abituarsi ad un nuovo galateo delle nuove regole per poterlo utilizzare negli orari, nella dimensione e nella quantità delle informazioni, nel non mettere troppe immagini talvolta che sono anche inutili dentro le chat, che sono veramente il disastro di tanta realtà. La cosa più grave secondo me, più noiosa, sono quelli che ti mandano i link dei video, come se uno avesse il tempo di guardarsi i video. Ragazzi, non mandate i link dei video, non li guarda nessuno. C'è un mondo, come dire, di sfaccendati, ma anche un mondo di gente che ha bisogno di avere delle informazioni brevi. Guardati questo video, ma vuoi scherzare che io mi guardo il tuo video? Ma neanche morto. Devo dire che il nostro progetto nasce da una possibilità, che è la sfida di proporre dei percorsi educativi critici nei confronti dei social è possibile. Quindi non siamo tra quelli che li demonizzano, come dicevo prima. Infatti è nato questo progetto Rete Senza Fili. Rete Senza Fili è un progetto innanzitutto nazionale, finanziato in prima battuta dal Ministero della Salute e poi sperimentato in 5 regioni. Adesso noi nell'ASP di Catania siamo il punto di riferimento per tutta la regione. Sicilia. Negli anni passati, dal 2019 in poi, abbiamo fatto questo programma con il Piemonte, con le Marche, con la Toscana. L'unica realtà del sud, da Roma in giù, eravamo noi che abbiamo realizzato i laboratori e la formazione. Sulla prevenzione primaria e non sulla patologia. Cioè, normalmente le persone quando stanno male vanno dal medico, ma prima di arrivare a stare male c'è bisogno di qualcuno che li aiuti ad organizzarsi, soprattutto quando si tratta di dipendenze come quelle da internet. Noi lavoriamo perché la malattia non sia manifestata, non arrivi. Nel nostro caso lavoriamo sia con gli insegnanti, perché facciamo un'attività nella scuola primaria, quello che era prima la scuola elementare, con gli insegnanti. Abbiamo formato diverse centinaia di insegnanti. Diverse centinaia? Sì, 1500 bambini coinvolti dal 2021 in poi. Abbiamo una cosa nuova, dei laboratori da noi nella nostra sede, ci sono 5 laboratori con un piccolo museo sulla tecnologia, perché i ragazzi devono avere chiaro qual è l'evoluzione della tecnologia. Il museo è online o è fisico? No, non è virtuale, è un museo reale. E dov'è? È in via Bambino, abbiamo una sede, abbiamo 4 laboratori. A Catania? A Catania, è strano questo, ma è così. No, è solo una domanda. E se vedete, abbiamo portato anche un video, c'è l'evoluzione dalla videoscrittura alla telefonia, alla musica. Quindi l'evoluzione dei mezzi di comunicazione. Sì, l'evoluzione dei mezzi di comunicazione. Perché se uno comprende anche quali sono state le tappe fondamentali, può anche meglio gestire queste tecnologie. Né demonio né panacea. Capacità critica. Noi mettiamo i ragazzi, per esempio, in un laboratorio che si chiama Storie, dove loro devono avere consapevolezza che ogni immagine si eternalizza in internet e bisogna stare molto attenti a che cosa mette. Facciamo con loro un'attività proprio di laboratorio dove i ragazzi costruiscono delle storie. Facciamo dei giochi come Timeline, la storia della tecnologia, devono apprendere quali sono le date fondamentali. Tutta l'evoluzione della tecnologia è avvenuta negli ultimi 50 anni, per esempio. Tutto questo lo fate in collaborazione con le scuole, ha detto 1500 bambini della scuola primaria, 16 scuole della scuola secondaria di primo grado. Complimenti. Il risultato finale qual è? Il risultato finale, noi valutiamo le nostre attività. I ragazzi hanno aumentato la loro consapevolezza, hanno aumentato il loro senso critico, si avvicinano a questi strumenti con maggiore competenza e quindi sanno anche, apprendono, come dicevo prima, anche un galateo, come dire, delle regole e soprattutto sanno come evitare, per esempio, tutte le forme di cyberbullismo o di fake news, perché 2 laboratori sono dedicati, uno al cyberbullismo e uno alle fake news. Ultimissima cosa, lei non è un medico, però lei è un espertissimo di queste cose. La dopamina che c'entra? Che è sta cosa? La dopamina è molto importante perché come dire, sono dei meccanismi chimici del cervello che funzionano per la gratificazione delle persone. Se io ho un'esperienza estremamente positiva, aumenta questa sostanza. Certo. Quindi se ho tanti like ho tanta dopamina? No, se io ho tanti sorrisi e tante gratificazioni e ho anche un rapporto che non è soltanto virtuale ma reale con le persone,
tutto questo mi gratifica e mi rende felice. Ecco, questo è molto importante che ce lo dica. Senza bisogno di altri elementi che non sono naturali, questo è il punto. Sì, ci siamo capiti. Sì. Grazie al dottor Cazzola, dirigente dell'Alto di Catania, un'esperienza molto importante quella di cui ci ha parlato, che aiuta tanti giovani a capire, come dire, questa realtà dei social senza arrivare magari agli estremi di Sinner. Sinner se lo può permettere, lui è quarto al mondo, noi siamo più terra-terra. Diventerà lui un testimone di questa posizione critica. Beh, sarà bello, fateci sapere se riuscite ad avere Sinner come testimone della posizione critica sui social. Facciamo una breve pausa, pausa, pensavo all'almanacco, l'almanacco arriva dopo, adesso parleremo invece di Sant'Agata, ci teniamo molto. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, abbiamo un'altra ospite, la professoressa Maria Stella d'Oro, che è insegnante ed esperta delle storie dei santi, e naturalmente l'occasione è quella di parlare dell'imminenza dell'arrivo di Sant'Agata. Le chiedo subito di aiutarci a ricostruire cose che qui a Catania sanno tutti, ma forse vale la pena anche di rimettere in ordine. Com'è nata l'idea di promuovere Sant'Agata, Agata come patrona della città? Allora, noi dobbiamo dire innanzitutto che a Sant'Agata i catanesi hanno dedicato 3 date commemorative. La data commemorativa principale di imminente ricorrenza è il 5 febbraio, che rappresenta il Dies Natalis. Il Dies Natalis, in concomitanza con il credo cristiano, è il giorno della morte, che in effetti per il cristiano rappresenta la nascita alla vita eterna. Quindi in realtà il 5 febbraio è il giorno della morte della povera Agata, che per la cristianità è la nascita, Dies Natalis. Dies Natalis. Questa è una data. Questa è una data. Poi ci fu, secondo la pia devozione popolare dei catanesi, un'altra data, il 17 giugno, che commemorava la peste, la liberazione della peste da Catania, diffusasi nel 1576, ma questa data poi è andata in disuso, quindi non è stata più commemorativa. Si è dimenticata. È stata dimenticata piano piano, però ha fatto spazio all'altra data fondamentale, quella del 17 agosto, esatto, che è fondamentale, cui i cittadini di Catania e devoti riservano un culto forte. Ma perché? Cosa rappresenta questa data dal 1126 a tutt'oggi? Cosa rappresenta? Rappresenta il ritorno delle reliquie di Agata da Costantinopoli a Catania, dove erano state traslate dal 1040, quindi quasi per 86 anni. Le reliquie di Sant'Agata a Catania non c'erano, erano in effetti a Costantinopoli. Queste sono le date più significative. Beh, è importante quindi il rientro nella sua città, e quindi i catanesi giustamente ne fanno un momento di ricorrenza importante, giusto? Certo, perché sotto Michele Paflagone l'ammiraglio bizantino Giorgio Magnace aveva portato queste reliquie da Catania a Costantinopoli per ringraziarsi l'imperatore bizantino. Ma ovviamente a Catania mancava qualcosa di forte, la sua identità cristiana, per cui c'è stato un tentativo di riportarli da parte di 2 devoti, Gisilberto e Gosellino, che erano rispettivamente un francese e un calabrese, i quali perpetrarono un furto a Costantinopoli e riportarono, spinti da questa pia devozione popolare molto forte, come ancora oggi è, certo, a riportarle in patria. E il protagonista era il vescovo Maurizio Vescovo, è protagonista attivo, perché quando queste reliquie furono trafugate a Costantinopoli passarono attraverso Smirne, Corinto, Taranto, Messina e poi qua a Catania
ad accoglierle ci fu proprio il vescovo Maurizio, che all'epoca stava ad Aci, perché con il privilegio di Ruggero del 1091 aveva avuto questa residenza. Però fu avvisato del ritorno delle reliquie e lui mandò ad accogliere altri 2 monaci, Luca e Audomano, che li riportarono poi ad Aci. Da Aci ci fu la processione poi di devoti per portarle poi a Catania e farle ritornare nell'amata patria. Stiamo vedendo delle immagini dove si vede la partecipazione, la devozione, l'amore di questa città per la sua santa. Come nasce la diffusione della convinzione che Sant'Agata rappresenti la volontà di non tradire la fede in Cristo, in Dio, eccetera, anche a costo della vita? Infatti Sant'Agata è celebrata per il duplice culto vergine martire. Lei difende sia la verginità sia la fede a costo della vita. Sant'Agata rappresenta proprio la forza di una donna tenace che combatte in difesa della fede, non si fa intimidire da Quinziano, dalle minacce, dalle torture, assolutamente, anzi Sant'Agata rivela una forza superiore, una forza, quella dell'eroina cristiana, perché risponde impavida al suo accusatore quando decide di perpetrarle il taglio della mamella. Cosa risponde? Agata non se ne sta zitta, non riceve passivamente le torture, ma risponde: dile, come osi tu recidere in me ciò che hai succhiato tu stesso da tua madre? Una ragazza, una giovane donna, ha avuto la forza e il coraggio di ribattere al suo accusatore, al suo carnefice, questo. Quindi non si fa intimidire, mentre invece mostra la sua timidezza quando a curarla in carcere ci va Pietro nelle sembianze di un vecchio, preceduto da un giovinetto che teneva in mano una lampada, perché doveva difendere il suo casto pudore. Ma io non ho mai mostrato il mio corpo a nessuno, il mio corpo non è stato mai oggetto di attenzioni. Lui la rassicura: anche io sono cristiano, sono stato mandato da Dio per curarti. Quindi la diffusione del culto di Sant'Agata è tanto, e Sant'Agata si rivela un'eroina cristiana dotata di forza energica proprio per difendere la verginità e la cristianità anche a costo della vita. Vediamo a oggi. Ieri c'è stata la partecipazione dell'arcivescovo Renna nei luoghi del martirio, è stata una cerimonia con una serie di tappe molto importanti. Ci sono stati anche degli interventi del sindaco Trantino, che ha detto: deve essere la festa che sta per arrivare, deve essere un momento di riconciliazione della città. Poi ha detto: io non andrò sulla carrozza, ma ci devono andare 3 giovani, 3 studenti che hanno già scelto, perché hanno presentato dei temi che sono stati premiati proprio perché sanno parlare meglio di Catania, della città. E che poi abbiamo sentito anche poco fa: la festa non vorrà essere una festa di una città blindata, ma di una città accogliente. Lei cosa pensa di tutto questo? Ma la città si riunisce ogni anno in partecipazione devota e corale, e questa donna giovane ha ancora oggi un potere enorme, quello di raggruppare attorno a sé una miriade di persone. Ma il culto di Sant'Agata non è solo di Catania, Sant'Agata non è solo la santa di Catania, Sant'Agata è la santa del mondo, perché il suo culto valica i confini, non solo siciliani, non solo italiani, ma oltre. Quindi Sant'Agata trionfa ancora oggi sul mare. È un esempio. Lei stessa visse come exemplum Christi, cioè Cristo mimesi. Lei
era l'imitazione di Cristo. Lei viveva come imitazione di quello che già Cristo aveva insegnato e quindi ha voluto perpetuarlo anche oggi. Anche oggi noi vediamo in lei un'eroina che ci invita a seguire le orme di Cristo. Non a caso, per esempio, le candelone che sono legate al suo culto, che rivestono una fama del tutto popolare, perché i cittadini e le varie corporazioni annualmente le curano e le fanno uscire. Sono legate in effetti a un culto pagano, quello dell'Lupercalia, che poi si è trasformato nel mondo cristiano in festa della Candelola, che significa festa della purificazione, e cade il 2 febbraio, cioè 40 giorni dopo la nascita di Cristo, il 25 dicembre, quando le donne, la donna che aveva partorito il figlio maschio andava al Tempio di Gerusalemme per farsi, proprio per la purificazione. Quindi Sant'Agata è l'esempio della purificazione, l'esempio della tenacia, l'esempio della donna che difende, che raccoglie attorno a sé una miriade di persone. E noi non vediamo l'ora di poter festeggiare Sant'Agata, e naturalmente con Telecolor e con la nostra rete Antenna faremo delle dirette, come dire, non stop in tutti questi giorni. Racconteremo tutta la festa a partire dalla sabato mattina, dall'uscita della carrozza del Senato all'offerta della cera, la sera del 3, la messa dell'Aurora, diciamo i momenti salienti, la salita dei Cappuccini, faremo risentire il coro delle Benedettine, delle suore Benedettine in via Crociferi, insomma racconteremo tutta la festa in diretta quasi ininterrottamente. Grazie alla professoressa Stella D'Oro, ci fermiamo qui, è il momento dell'almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. L'olio essenziale di mirto ha un profumo intenso, fresco, con sentori di bosco e possiede delle proprietà rilassanti, balsamiche e antibatteriche. Utilizzato per depurare gli ambienti domestici, elimina gli odori ristagnanti e consente di respirare meglio, pertanto è molto indicato nei soggetti che soffrono di asma. Se aggiunto ad un detergente neutro al sapone di Marsiglia, può essere utilizzato per trattare le superfici lavabili della casa. In Lapponia le corna delle renne brillano al buio. Si tratta di una soluzione originale, ingegnosa, ideata da pastori finlandesi che spruzzano le loro renne con una vernice riflettente. In questo modo le corna degli animali diventano visibili ai conducenti quando vengono illuminate dai fari delle automobili. Questa iniziativa, nata nel 2014, ha lo scopo di ridurre il numero di renne che ogni anno muoiono in incidenti stradali, stimato in circa 4.000 esemplari. Perché si dice come i cavoli a merenda? Li avete mai consumati per uno spuntino pomeridiano? No, infatti dire che un qualcosa è come i cavoli a merenda lascia intendere che non c'entri proprio nulla con ciò di cui stiamo parlando. In italiano, quindi, quando qualcuno ci risponde qualcosa di insensato o di poco attinente rispetto a ciò di cui stiamo discutendo, si suole dire che ciò c'entra come i cavoli a merenda. Niente. Invece lui ci sta bene, benissimo, a quest'ora è Marco Amato con la sua tazzina, oggi sobria, un po' più sobria ma elegantissima. Buongiorno e buon caffè. Buongiorno a voi, buongiorno Sicilia. Sono contento che vi piaccia oggi, è elegante sì, ma questa è una delle poche che non ho comprato, perché questa è un'eredità, apparteneva alla nonna e ci sono molto affezionato. Beh, hai ragione, hai tutte le ragioni. Vai avanti tu. Allora, oggi volevo sottoporre all'attenzione delle stelle, visto che siamo sempre in tema floreale come le mie tazzine, col Sanremo che tanto amo. Ebbene, sono cominciate giustamente, come dire, le scommesse, le aspettative, le puntate. Ecco qua Amadeus che ci stupisce sempre di più. Ma oggi parliamo di una cosa che proprio è la scommessa proprio su Sanremo. Chi vincerà? La domanda che tutti si aspettano.
Ecco qual è. Bene, a dare come per vincenti e come per numero uno i candidati, ecco, è sicuramente Annalisa quella che sovrasta tutti come aspettativa di vincita, quindi ecco è data come vincente. Annalisa, la bellissima, è Leone. Leone è anche Alessandra Amoroso, che anche essa data come una delle possibili vincitrici, ma anche abbiamo Angelina Mango, che è un Ariete, e anche Jolier, che è l'unico maschietto in questo palinsesto, Ariete anch'esso. E beh, per l'astrologo non è semplice, anche perché sono 4 segni di fuoco, tutti e 4, 2 Leone e 2 Ariete. Chi vincerà? E beh, la scommessa è assolutamente valida in termini astrologici, perché l'Ariete gode di tutta una serie di posizioni di Giove che sono favorite in seconda casa, un po' meno il Leone perché è quadrato, ma Sanremo è Acquario, come l'astrologo, è il segno delle stelle, per cui l'attrazione di opposizione che hanno le stelle illuminano il cielo del Leone in una maniera attrattiva, quindi le Leone tenderanno a dare il meglio di sé. In ogni caso, in bocca al lupo a tutti e fateci sognare con la splendida musica che ogni anno, da tradizione italica amatissima, Sanremo sa dare. Ebbene, a proposito di stelle, continuiamo oggi con una luna in Bilancia, elegantissima assolutamente, un po' dispettosa però con Cancro e Capricorno, proprio perché mette a questi due segni zodiacali dei dubbi e rovina un po' l'umore all'Ariete, perché è da 2 giorni in opposizione. E beh, stanotte finisce, non vi preoccupate. A parte gli umori di questi 3 segni zodiacali, nello zodiaco oggi sono gli Aria a dominare, quindi Acquario, Gemelli e appunto Bilancia. I Gemelli, con un bellissimo trigono, risolvono una questione familiare e patrimoniale decisamente interessante e si calano in un nuovo flusso. L'Acquario, sorprendente invece, oggi tramite dei contatti o delle conoscenze riesce a realizzare un'organizzazione lavorativa assolutamente favorevole. Vediamo un po' gli altri segni zodiacali velocemente. Quindi Leone e Sagittario, i fuoco, cosa fanno? Il Leone tenderebbe a comunicare un po' di più, anche ad aggiustare alcuni rapporti lavorativi importanti, mentre invece il Sagittario tenderebbero a fidarsi un po' degli amici o a essere accompagnati oggi nello svolgere alcune cose. Vediamo terra, il Toro e la Vergine sono oggi un po' pensierosi, proprio perché il Toro ha fame di risolvere tutta una serie di questioni lasciate in sospeso. La Vergine sgambetta un po' perché deve budgettare un po' su economia e su organizzazione economica, cosa in cui è bravissimo comunque. E per ultimi i dolcissimi Acqua. Ebbene, oggi i pesci sono assolutamente stimolati a riprendere un po' l'attenzione su di sé, proprio perché un po' provati dagli scorsi giorni hanno l'esigenza di fare il punto della situazione. I Cancro, con una luna di quadratura, oggi sono appunto un po' irrequieti, mentre invece lo Scorpione, sornione e ridanciano, prende con ironia un po' tutte le cangianze della giornata in una maniera molto ironica e sarcastica. E detto questo, vi auguro un'ottima giornata e ragazzi, complimenti, la puntata di oggi mi ha emozionato, contenuti bellissimi, che ho seguito tutti a uno a uno. Grazie per il che vostro lavoro, gentile, che generoso. Come siamo noi Scorpioni oggi? Dinamici? Va bene, hai qualche news dinamica? Guarda, abbiamo parlato prima di Etna e di Venere, restiamo a parlare di spazio in qualche modo, perché c'è il nuovo volto delle galassie che viene disegnato dalle nuove osservazioni, bolle, filamenti, spirali negli scatti di questo telescopio nuovo. L'universo come non si era mai visto, così cambia la ricerca. Vedi, ci sono 2 foto, ora com'è, come si vede, e prima. Praticamente la NASA ha pubblicato sul sito webtelescope.org le foto di 19 galassie già inquadrate in passato ma mai osservate così da vicino. L'evoluzione, insomma, conosciamo meglio lo spazio. Fantastico, questo è il futuro, noi andiamo nel passato. 1898, nel 1 febbraio, negli Stati Uniti nasce il primo servizio assicurativo per automobilisti, l'assicurazione, vedete, Travelers Insurance Company.
E infatti per la prima volta offre una polizza come copre i danni causati dall'incidente, un'idea geniale che anticipa il boom delle automobili. Anch'io, sempre arrivo. Passano 15 anni, siamo sino al 1913 adesso, quando a New York viene inaugurata la Grand Central Terminal, la più grande stazione ferroviaria al mondo. La stazione è anche un luogo simbolico per la cultura americana che appare in molti film, libri e anche canzoni. Facciamo un passo in avanti di 6 anni, arriviamo al 19, ma restiamo sempre a New York e viene inaugurata la prima Miss America, viene incoronata la prima Miss America, si chiama Edith Hyde, ed era, diciamo, già madre di 2 bambini, pertanto il primo concorso venne contestato da chi avrebbe preferito per lei il titolo non di Miss, ma di Mrs. ma di Miss, ovvero signora. Passano altri 53 anni, siamo nel 1972 quando viene commercializzata eccola qua, questa qui è una calcolatrice scientifica tascabile HP35, chiamata perché ha 35 tasti, è anche il primo calcolatore portatile al mondo che può entrare facilmente in tasca o in borsa, ma non è ancora internet. Cioè, poi passano altri 5 anni, siamo nel 1977 e la RAI dà il via, dopo la fase sperimentale, alla TV a colori per 6 ore al giorno. Aveva iniziato a sperimentare il colore già 10 anni prima, ma solo per alcune trasmissioni, naturalmente il Festival di Sanremo, le partite di calcio, ci mancherebbe. Il passaggio definitivo al colore avviene il 1° febbraio del 77. Adesso siamo nel 79, quando il regista Roman Polanski evade dalla libertà su cauzione e si rifugia in Francia dopo essersi dichiarato colpevole di aver avuto rapporti sessuali con un 13enne. Polanski era stato arrestato nel 77 a Los Angeles con l'accusa di stupro di un minorenne che aveva conosciuto durante un servizio fotografico. E adesso siamo al 1° febbraio del 1982, quando nasce Radio DJ. Stiamo vedendo una foto del Tempo, una delle emittenti radiofoniche più famose e ascoltate d'Italia. La radio, fondata da Claudio Cecchetto, nasce come piccola stazione locale che trasmette musica e intrattenimento per i giovani, però insomma rapidamente cresce, diventa poi una rete Ora nazionale. attenzione, perché stiamo per parlare di un personaggio grandissimo tra i giovani, Harry Styles, l'avete visto, che ha fatto un video meraviglioso, ve lo ricorderete, di lui che vola. È il 1° febbraio del 94, quando questo cantautore e attore inglese nasce, gli facciamo tantissimi auguri di buon compleanno. Ha iniziato la sua carriera facendo parte dei One Direction, una delle band più famose al mondo e più belle degli Stati Uniti. Diventerà anche un artista solista di successo. Sentite, questo è Sign of Times, questo è lui, quando lui vola. Ha fatto 2 album, una nomination. Questa qui è la sua canzone più bella, Sign of Times, segno dei tempi, e fa parte del suo album di debutto del 2017. Parla della fine di una relazione, del bisogno di andare avanti nonostante le difficoltà. Questo ci riguarda tutti, ma soprattutto affascinante, oltre i ritmi musicali, ma questo video un po' folle di lui che vola in maniera assurda, pazzesca, però è bellissimo. State a godervelo e l'appuntamento è per domani con Buongiorno Sicilia e i suoi Sign of Times, i suoi segni del tempo. A domani.